Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Amministrative in Sicilia, urne aperte sino alle 15, si vota in 71 comuni. Alle 23 di ieri sera percentuale dei votanti è stata il 45,45%. 5 candidati sindaci sono già sicuri di aver vinto, visto che nei loro comuni è stato superato il quorum del 50% ed erano gli unici candidati. A Palermo tornano gli incendi dolosi nel quartiere CEP, bruciati i mezzi di un'impresa edile vicino al luogo dove 2 settimane fa c'è stato un omicidio. Dopo 18 anni riaperto il caso dell'imprenditore Maurizio Passanante, assassinato a Campobello di Mazara. Il cold case si intreccia con le indagini della Procura di Palermo su Messina Denaro. A Catania in piazza Palestro moto, scooter e quad attraversano l'area pedonale tra i turisti e i passanti. Nel frattempo Porta Ferdinandea, restaurata, è ancora transennata. Da Adran calcio, il Catania crolla ad Ascoli, rossazzurri inesistenti soprattutto nel primo tempo, 4-0 per i marchigiani. Scherma, Alberta Santuccio vince ancora in Francia, secondo successo consecutivo nella spada femminile, 13ª medaglia per la siciliana che si conferma eccellenza della scherma mondiale. Bentrovati, seggi aperti fino alle 15, ma 5 candidati sindaci in Sicilia sono già sicuri di aver vinto, visto che alle 23 di ieri sera nei loro comuni è stato superato il quorum del 50% degli elettori che sono andati a votare. A Raccuia, in provincia di Messina, l'unico candidato con una sola lista presentata è Ivan Martella. A San Salvatore di Italia, sempre a Messina, Giuseppe Pizzolante si riconfermerebbe sindaco come alle scorse elezioni in cui era sempre unico candidato. A Mirto, ancora nel messinese, Maurizio Zingales che così ha il terzo mandato. A Godrano, in provincia di Palermo, l'unico candidato Daniele Sebastiano Bellini e sempre nel palermitano a Santa Cristina Gela Giuseppe Cangialosi. Alle 23 di ieri sera la percentuale dei votanti nell'intera Sicilia è stata del 45,45%. E adesso andiamo alla cronaca. 2 motociclisti sono morti la notte scorsa a Catania in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le vie Umberto e Musumeci. A perdere la vita per il violento scontro tra una moto e uno scooter sono stati un catanese di 21 anni e un 23enne dello Sri Lanka. Sul posto è intervenuto personale del 118, ma i tentativi di rianimare i 2 ventenni è stato vano. E adesso a Palermo, dove nella notte c'è stata un'altra maxi rissa tra giovani, è stata ferita di striscio a colpi di pistola una ragazza che si trova adesso ricoverata a Villa Sofia, non è in pericolo di vita. La rissa è scoppiata nei luoghi della movita. Stanno indagando gli inquirenti che stanno acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza della zona. Maggiori dettagli nel nostro telegiornale delle 14. E restiamo a Palermo. Lo Zen si conferma una polveriera, sono state sequestrati armi e droga. Ci sono stati anche momenti di tensione durante un'operazione di controllo dei carabinieri dopo gli spari contro le sedi di 2 associazioni. Sentiamo Eva Spampinato. Una polveriera che continua ad alimentare il traffico di droga e armi. Il quartiere Zen a Palermo non retrocede e la lotta intestina tra forze dell'ordine e criminalità continua. Come continuano le perquisizioni e i blitz dei carabinieri, l'ultimo dopo gli spari contro la vetrata delle associazioni L'Albero della Vita e Andala. Militari della compagnia San Lorenzo, reparti speciali, cani antidroga e un elicottero hanno setacciato Zen 1 e Zen 2 alla ricerca di armi e droga. Denunciati un 28enne trovato con una pistola clandestina e un 63enne in possesso di una scacciacani senza tappo rosso. Momenti di tensione durante i controlli, un 22enne ha minacciato i militari ed è stato denunciato. Scoperto anche un furto di energia elettrica e sequestrati oltre 100 kg di carne e formaggio in 2 attività commerciali per gravi carenze igieniche. Arrestato un giovane trentenne trovato con decine di dosi di hashish e cocaina e oltre 3.600 euro in contanti. La droga veniva nascosta anche in una casetta giocattolo per bambini e nel motore di un'auto abbandonata. E tornano gli incendi dolosi nel quartiere CEP di Palermo. Sono stati bruciati i mezzi di un'impresa edile poco distante al luogo in cui 2 settimane fa è stato commesso un plateale omicidio. Manlio Viola.
Mentre allo Zen i carabinieri mettevano in scena un nuovo rastrellamento, le intimidazioni andavano a loro volta in scena in un altro quartiere, il CEP. Un incendio di chiara matrice dolosa è stato appiccato poco lontano da via Luigi Cosens, uno degli assi principali del quartiere. Le fiamme sono partite dai mezzi di una ditta edile parcheggiati all'interno di uno dei residence della zona. 4 i furgoni seriamente danneggiati. Le fiamme si sono poi allargate anche ad un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze ed hanno danneggiato un quinto furgone appartenente a un'altra impresa di natura immobiliare. Danni infine a 2 box ed alla facciata dei primi piani degli immobili adiacenti. I mezzi erano parcheggiati all'interno di un'area recintata, dunque ignoti sono penetrati nel residence per appiccare le fiamme. Il quartiere CEP è una delle aree al centro delle indagini per la recrudescenza della criminalità organizzata negli ultimi mesi. 2 settimane fa, esattamente il 9 maggio, è stato teatro di un omicidio plateale commesso con le tradizionali modalità dell'esecuzione mafiosa. Ad essere ucciso con diversi colpi di pistola sparati al volto mentre si trovava a bordo di una Smart è stato Placido Barrile, 34 anni. L'omicidio è avvenuto in via Filippo Paladini, poco distante dal luogo dell'incendio di questa notte. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nei pressi del mercato settimanale di Partinico, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo residente a Partinico intento a spacciare cocaina. Durante le attività di perquisizione sono state individuate diverse dosi pronte per essere cedute, oltre a un panetto di cocaina del peso di circa mezzo chilo e a 70.000 euro in contanti. E a Catania gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 48 anni mentre spacciava droga da casa dove si trovava agli arresti domiciliari. I poliziotti, insospettiti da un insolito indiriegno di persone, si sono appostati nei pressi dell'abitazione del pusher nel quartiere di San Cristoforo. A un certo punto hanno visto la cessione della droga. Dopo 18 anni potrebbe arrivare la svolta sull'omicidio dell'imprenditore agricolo Maurizio Passanante, assassinato a Campobello di Mazara nel 2008. Un cold case rimasto irrisolto sino ad ora e che adesso viene riaperto dalla Procura di Palermo, che sta indagando su Messina Denaro. Laura Spanò. Riaperte dalla Procura di Palermo le indagini sull'omicidio dell'imprenditore agricolo Maurizio Passannante, ucciso a Campobello di Mazara la sera del 5 maggio del 2008. Il suo delitto è rimasto senza colpevoli, anche se allora fece scalpore proprio per il profilo della vittima, un incensurato, pur essendo imparentato con Alfonso Passannante in odore di mafia e con Salvatore Messina Denaro, fratello di Matteo. Proprietario terriero, Passannante fu raggiunto da 8-9 colpi di pistola mentre di sera rientrava a casa in via Bonanno, in pieno centro a Campobello di Mazara, dopo essere stato al bar. I sicari, almeno 2, arrivarono su un motorino indossando caschi. La vicenda emerge da un'altra inchiesta. La moglie della vittima, la penalista Antonella Moceri, è sospettata di essere stato un tassello della rete di Matteo Messina Denaro. La donna, per la procura, avrebbe intrattenuto rapporti con il latitante. Malvina o selvaggia la chiamava il capomafia nelle sue lettere. Il dolore mi strazia, scrisse dopo il decesso della penalista, morto nel 2015 colpita da un malore al cimitero dove era andata per commemorare il marito assassinato. Episodi di anarchia e di inciviltà in piazza Palestro a Catania, dove moto, scooter e quad scorazzano nell'area pedonale tra i turisti e i passanti. Sentiamo Tonino De Mano. A Valencia abbiamo un circuito, a Catania ci corre in piazza. Questa turista spagnola è sconcertata, non crede ai propri occhi. Se li chiude, complice l'assordante rumore dei motori, penserà di essere a casa, esattamente al Gran Premio della Comunità Valenziana. Siamo invece in pieno centro a Catania e le moto che vedete scorrazzano tra gli attoniti turisti ai piedi della Porta Ferdinandea in piazza Palestro. Il clou il sabato pomeriggio, lo vedete in queste immagini amatoriali, ma la domenica mattina non si scherza neppure, con corse sfrenate, acrobazie e rumori molesti. El rumor de la moto molesta mucho, no deja escuchar, hablar, no. Abbiamo difficoltà anche a comunicare noi. Correcto. Poco peligroso, sí, están arriba abajo con las motos y además mucho ruido. Questo signore vuole raccontare la sua esperienza, ma preferisce mantenere l'anonimato. Comunque non si può stare meno seduti del rumore che fanno, camminano con una ruota, se non succede qualche cosa di grave nessuno si presenta, dei vigili o dei carabinieri. Tanto si ferma qualche volante, questi ragazzi vedono che sono le volanti qua tutto a girare, ma 5 minuti, volante se ne vanno e ritornano di nuovo.
Anarchia e degrado assoluto in questo luogo storico di Catania, celebre anche nel film l'arte di arrangiarsi con Alberto Sordi. È così che difendi il tuo padrone. Nonostante i recenti lavori di restauro, la porta Ferdinandea cade a pezzi, le transenne delimitano l'area per possibili nuovi crolli, mentre i bagni pubblici, chiusi da 5 anni, sembra siano stati trasferiti sotto l'arco, dove lontano da sguardi indiscreti, cani ed umani continuano nei loro bisogni fisiologici e poco importa se questo è un circuito turistico, pardon, motoristico. Adesso una breve pausa, poi parleremo degli italiani sempre più spesso che si trasferiscono all'estero e di un talento tutto siciliano, e cioè di Alfio Russo, un ragazzino di 14 anni che con il suo talento e il suo sax ha incantato il pubblico di Rai 1 vincendo Dalla strada al palco. Tra poco. Negli ultimi 20 anni la presenza degli italiani all'estero è più che raddoppiata. La Sicilia rappresenta un caso emblematico con oltre 845.000 iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero e circa 12.000 partenze che sono avvenute solo nel 2025. Sono questi i dati della Fondazione Migrantes della CEI. Veronica Barbarino. Restare o partire? È questa la domanda che accompagna migliaia di giovani tra i 18 e i 34 anni, sospesi tra aspettative, ambizioni e un futuro che in Italia e soprattutto in Sicilia appare sempre più incerto. A Ragusa il tema è al centro del dibattito. Ragazzi oggi che con competenze linguistiche, digitali e una maggiore apertura internazionale, con la loro fuga svuotano progressivamente il territorio, privandolo di energie e competenze fondamentali per lo sviluppo. In 20 anni la presenza degli italiani e delle italiane all'estero è più che raddoppiata. La Sicilia è un caso emblematico, con 845.000 iscritti all'AIRE ci racconta la storia delle tante partenze che hanno caratterizzato il passato ma che caratterizzano anche l'oggi. Nell'ultimo anno 12.000. Alla base la ricerca di una realizzazione esistenziale. Eppure il desiderio di tornare resta forte, ma si scontra con un sistema che fatica a riconoscere e valorizzare le competenze acquisite all'estero. Hanno il desiderio sempre nel cassetto di ritornare. Il problema è che quando ritornano non trovano un territorio che li accoglie nel rispetto del loro processo realizzato. Il vero nodo dunque non è solo fermare le partenze, ma trasformare il nostro territorio in un luogo dove restare non sia un ripiego ma una scelta consapevole. Da Adrano al trionfo su Rai 1, a soli 14 anni Alfio Russo vince Dalla strada al palco. Il giovane sassofonista conquista pubblico e giuria con talento, passione e un sogno nato per strada. Eva Spampinato. Da Adrano, a soli 14 anni, Alfio Russo vince la finalissima di Dalla strada al palco. Da allora, studio, sacrifici e tanta passione, sempre accanto alla sua famiglia, come aveva già raccontato durante una puntata di Parliamone su Antenna Sicilia. Ho pensato di unire le due cose, quindi la musica unita ai messaggi positivi che il Signore ci dà, e quindi ogni volta che vado a suonare penso sempre a questa cosa, quindi di dare i messaggi. Decisiva l'esibizione insieme alla star internazionale Lou Bega sulle note di Mambo No. 5, che ha infiammato studio e giuria. La musica ha un potere sacro, aveva raccontato poco prima della finale lui, che è stato anche protagonista durante il Giubileo dei Giovani di una esibizione davanti al Papa. Adesso una breve pausa e poi il calcio. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania crolla ad Ascoli, rossazzurri inesistenti, soprattutto nel primo tempo, 4-0 per i marchigiani. Mercoledì il ritorno al Massimino, che adesso sembra una semplice formalità per i bianconeri. Marco Carli.
Tracollo Catania, sovrastato dall'Ascoli in tutto, davanti a un Pelligra con gli occhi lucidi nel finale, un 4-0 che lascia poco spazio ai commenti, riduce il ritorno a quella che sembra una pura formalità. Il primo tempo è un monologo bianconero, anche se la squadra di Tomei sblocca il risultato solo al 45esimo. Il possesso palla recita un eloquente 81% a 19 per i marchigiani. Il Catania rischia in più occasioni. Al settimo Silipo da destra lascia partire un cross, ci arriva Duffizzi che manda al lato. Trascorrono altri 10 minuti e i bianconeri trovano due opportunità nel giro di qualche secondo. Parata di Dini su Guiebre, sulla ribattuta di Corradini tocca a Pieraccini salvare sulla linea. Nel finale di tempo ancora Pieraccini allontana davanti alla porta dopo che Duffizzi aveva scavalcato Dini con un pallonetto. Il finale della prima frazione sorride meritatamente agli avversari. Duffizzi sulla sinistra mette in mezzo per Corradini, Dini para, ma quando il pallone ha già varcato la linea 1-0 con il passivo che poteva essere già superiore. Ad inizio ripresa il Catania subisce ancora Duffizzi, l'uomo che indirizza il match. È lui ad imperversare sulla sinistra, Casasola lo patisce tremendamente, riesce almeno a frenarlo in questa occasione, ma la palla arriva a Guiebre che pesca l'angolo alla sinistra di Dini, 2-0. I rossazzurri cadono ancora quando Gori con una grande conclusione supera ancora Dini, 3-0 e sprofondo rossazzurro. Toscano si gioca il tutto per tutto con Caturano al posto di Di Tacchio, l'ex Potenza ci prova con due conclusioni ma i bianconeri hanno un altro ritmo. Ovisac appena entrato mette in area dove irrompe Milanese che regala il poker ai suoi tifosi. Tomei stravince la partita, per il Catania una disfatta, un crollo totale. Mercoledì c'è il ritorno al Massimino, ma dopo quello che si è visto al Del Duca intravedere un briciolo di speranza è un esercizio impossibile nonostante i 20.000 cuori rossazzurri che chiederanno almeno una prova di orgoglio dopo l'incubo di Ascoli. Ed è stata una domenica senza calcio e di riflessioni per il Palermo che ha già terminato la sua stagione dopo l'eliminazione in semifinale play-off. Il club rossonero inizia a lavorare sulla ripartenza. Marco Gulla. È una domenica amara di riflessioni per il Palermo, grande assente nella finale playoff che vedrà il primo atto stasera tra Catanzaro e Monza. Quello che poteva essere, che invece non è stato. Il Palermo si è fermato in semifinale e a distanza di giorni dall'eliminazione la ferita non si è ancora rimarginata. Il club rosanero si prepara a un'estate piena di valutazioni sul fronte contratti. Si ripartirà ancora da Pippo Inzaghi, che nonostante le avance del Verona ha ribadito di voler restare in rosanero. Possibile conferma anche per il DS Carlo Osti. E poi c'è il nodo dei contratti. Uno dei primi riguarda la porta. Sia Joronen che Gomis sono in scadenza, così come Beresischi. Per il finlandese ci sono già stati alcuni contatti per il rinnovo, ma al momento la trattativa resta in fase di stallo. C'è poi la situazione dei giocatori arrivati con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, obiettivo sfumato dopo l'eliminazione dai playoff. Giasi, Veroli e Rui Modesto potrebbero quindi tornare al mittente, mentre c'è da valutare la situazione di Giovane, sul quale c'è anche il diritto di riscatto. E poi ci sono i rientri dai prestiti, torneranno Brunori e Nicolao, oltre ad Apois, De Planche, Diachité, Buttaro, Cutrona e Nespola. Il club dovrà capire su chi puntare realmente e chi invece verrà nuovamente ceduto o girato in prestito. Soddisfazioni arrivano dalla scherma nel campionato di Coppa del Mondo. La Santuccio vince ancora, stavolta in Francia, secondo successo consecutivo nella spada femminile, 13ª medaglia per la siciliana. Orazio Longo. L'ultima stoccata è un trionfo per Alberta Santuccio, la siciliana della spada che in Francia chiude con un successo la stagione di Coppa del Mondo. L'azzurra olimpionica delle Fiamme Oro ha conquistato l'ultima tappa battendo in finale la statunitense Osisian con il punteggio di 15-8 dopo la semifinale vinta contro la cinese Yang col punteggio di 15-11. Secondo successo consecutivo per la 31enne siciliana dopo la vittoria di Medellin. Quarta affermazione in carriera nel circuito e 13ª medaglia in Coppa del Mondo. La quinta di una stagione straordinaria che l'ha vista 7 volte in 8 gare, tra le top 8. Contro la statunitense la gara è stata controllata dall'inizio alla fine dalla spadista italiana che nulla ha concesso alla sua avversaria. L'intero percorso è stato ben giocato da Santuccio partendo dall'ultima stoccata contro l'israeliana Botvinnik con la gara d'esordio vinta 14-13, passando per il derby azzurro contro Paulis vinto 15-8 e il 15-10 contro la statunitense Nixon fino alla finale, confermando una stagione di altissimo livello, chiusa con 5 medaglie e 7 piazzamenti.
Nel rugby, prestigiosa vittoria del Cuscatania nella finale di andata per la promozione in Serie A. Sconfitto il Monferrato Rugby col punteggio di 15-3. Domenica prossima la partita di ritorno in Piemonte. Adesso è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.